questo tutorial evidenziamo le operazioni che devono essere eseguite dalle aziende a cambio anno. Occorre distinguere tra chi gestisce l'esercizio per anno solare e chi infrannuale. Gli esempi riportati nel corso del tutorial fanno riferimento all'esercizio solare. Lo schema riassume il flusso operativo che andremo ora a vedere nel dettaglio. Vediamo innanzitutto come creare il nuovo esercizio contabile dal menu Configurazione, Archivi base ditta, Contabilità e IVA, Esercizi. Premete il tasto Inserisci per creare il nuovo esercizio. Viene proposto l'esercizio successivo all'ultimo anno creato. Nell'esempio l'ultimo anno creato è il 2016 e quindi la procedura propone come nuovo esercizio da creare il 2017. Sul nuovo esercizio vengono proposti lo stesso piano dei conti dell'esercizio precedente, lo stesso piano delle voci dell'esercizio precedente, se l'azienda gestisce la contabilità analitica. Per memorizzare l'anagrafica del nuovo esercizio premete il tasto Conferma. Alla conferma della creazione del nuovo esercizio viene richiesto di creare il nuovo anno per tutte le attività IVA. Per procedere con la creazione premette OK, altrimenti premette Abbandona. In quest'ultimo caso, in un momento successivo, sarà necessario seguire le indicazioni del punto 2. Confermate l'esito della creazione dell'anno sulle attività IVA. Posizionandosi su un esercizio contabile e premendo il tasto Esercizio in corso è possibile definire quale debba essere l'anno in corso. Verrà quindi proposto come esercizio di riferimento per le scritture di prima nota e nelle elaborazioni contabili, quali ad esempio il bilancio o la stampa delle schede contabili. Evidenziamo che questa impostazione non è significativa per la registrazione o l'emissione di preventivi, ordini, DDT, fatture, perché in tal caso l'esercizio viene sempre proposto in automatico in base alla data di registrazione utilizzata. Riprendiamo quanto appena detto sulla gestione dell'esercizio in corso. eSolver consente di caricare documenti su 2 o più esercizi contemporaneamente, con alcuni vincoli sulle date di registrazione. Per preventivi, ordini, DDT e fatture emessi o registrati, l'esercizio contabile viene proposto in base alla data di registrazione, indipendentemente dall'esercizio definito come in corso. Su questa tipologia di documenti l'esercizio contabile proposto non è modificabile. Quanto appena detto vale anche per le registrazioni di prima nota magazzino. Sui documenti di prima nota contabile, invece, l'esercizio proposto è quello definito come in corso. Su questa tipologia di documenti l'esercizio contabile proposto è modificabile dall'operatore. Per chiarire meglio quanto appena detto facciamo degli esempi. Supponiamo che la data di registrazione utilizzata sia il 10 gennaio 2017 e che l'esercizio definito come in corso sia il 2016. In questo caso, su preventivi, ordini, DDT, fatture e prima nota magazzino, viene proposto l'esercizio contabile in base alla data di registrazione, quindi il 2017. Per le registrazioni contabili, invece, viene proposto l'esercizio in corso e quindi il 2016. Se l'operatore non varia l'esercizio contabile proposto, il movimento di prima nota contabile avrà data di registrazione successiva alla data di fine esercizio contabile 2016. A parità di data di registrazione, se l'esercizio definito come in corso è il 2017, su tutti i tipi di registrazione l'esercizio contabile proposto sarà il 2017. Vediamo ora come creare il nuovo anno per tutte le attività IVA gestite. Da Configurazione, Archivi base ditta, Contabilità IVA, Attività IVA. Premete il tasto Altre funzioni. Crea anno per tutte le attività. Viene proposto l'esercizio successivo a quello precedentemente gestito. Confermate l'esito della creazione dell'anno sulle attività IVA. Per verificare o modificare le caratteristiche dell'attività IVA per il nuovo anno, premete il tasto Varia. Il nuovo anno IVA è stato creato con le stesse caratteristiche di quello precedente. Da evidenziare che se l'attività IVA
Prevede pro rata. In creazione del nuovo anno IVA, al campo percentuale in detraibilità viene automaticamente riportata la percentuale dell'anno precedente. Essa dovrà essere rettificata in base a quanto contenuto in dichiarazione annuale IVA. Se al momento della variazione della percentuale di detraibilità sono già stati registrati dei documenti di acquisto, contattate il vostro servizio di assistenza. Dal momento che il gestionale è integrato con EDF per le elaborazioni fiscali, occorre inserire il nuovo esercizio contabile ed anno IVA anche per questa procedura. Tale operazione può essere eseguita in automatico lanciando la funzione avviamento azienda. Da elaborazione dati fiscali. EDF, elaborazione tabelle. Utilità, avviamento azienda. Indicate l'anno in creazione, nel nostro esempio il 2017, e premette OK. Se gestite con la procedura gli elenchi Intrastat ed è variata la modalità di presentazione degli elenchi rispetto all'anno precedente, eseguite le procedure di seguito descritte entro la prima presentazione degli elenchi Intrastat dell'anno. Da configurazione. Archivi base ditta. Contabilità e IVA. Intrastat. Premete il tasto Inserisci e valorizzate i dati richiesti con una nuova data di decorrenza e le nuove periodicità Intrastat. Per le cessioni e gli acquisti, solo per le cessioni o solo per gli acquisti. Nel caso in cui abbiate variato la periodicità Intrastat in Solver, è necessario lanciare l'utilità di avviamento azienda. Da elaborazione dati fiscali. EDF, elaborazione tabelle. Utilità, avviamento azienda. Indicate l'anno in creazione, nel nostro esempio il 2017, e premete OK. Per le aziende esportatrici abituali, vediamo ora come indicare l'importo del plafond disponibile per il nuovo esercizio. Da contabilità generale IVA. Plafond IVA. Plafond azienda. Assegnazione plafond azienda. Premete il tasto Inserisci. Digitate l'esercizio in creazione e scegliete il tipo di plafond, fisso o mobile. Quindi premete OK. Indicate la data di registrazione e l'importo del plafond disponibile per l'esercizio. Una volta confermata la videata, il solver si predispone per inserire una nuova assegnazione plafond. Premete il tasto Abbandona. Nel caso in cui per l'esercizio in chiusura la liquidazione IVA del mese di dicembre sia risultata a credito e si voglia riportare il credito a gennaio del nuovo esercizio, sarà necessario entrare in Elaborazione dati fiscali, EDF, elaborazione tabelle, Archivi, Ditte, Gestione ditte. Dalla sezione dei dati IVA, nei crediti IVA per l'esercizio in creazione, nella sottosezione crediti annuali, è disponibile il campo Importo credito nel quale inserire il credito da riportare sulla liquidazione IVA di gennaio. Premete quindi OK per confermare. La tabella qui riportata espone le operazioni normalmente effettuate dalle aziende a fine esercizio. Normalmente si inizia con la gestione dell'inventario di magazzino, che consiste nella conta dei singoli articoli di magazzino ad una certa data e successivo inserimento della giacenza effettiva dei singoli articoli. Si procede quindi con la creazione delle rettifiche inventariali. Si tratta di rettificare le giacenze presenti nel solver con quanto rilevato dalla conta manuale. Vengono generati movimenti di magazzino per una quantità data dalla differenza tra la quantità inventariata e la quantità rilevata dal sistema alla stessa data. Al termine delle operazioni di rettifica inventariale si procede con il riporto delle giacenze sul nuovo esercizio. L'elaborazione genera un movimento di giacenza iniziale sul nuovo esercizio per una quantità pari alla giacenza finale dell'esercizio in chiusura. Evidenziamo che nessuna delle operazioni sopra descritte è obbligatoria. Infatti la gestione operativa del magazzino fa riferimento alle giacenze correnti che non sono gestite per esercizio. Ne consegue che l'operazione di riporto giacenze può essere rimandata al momento in cui sull'esercizio è stata completata la fase di controllo degli inventari e delle giacenze. Il riporto giacenze si rende comunque necessario qualora si desideri eseguire una valutazione di magazzino.
Per ulteriori dettagli sulla gestione delle operazioni in magazzino potete contattare il vostro servizio di assistenza.